benvenuti a questo nuovo approfondimento meteo. Oggi ci tuffiamo nei dati del bollettino ARPA-V per la regione Veneto, esplorando un periodo che è sempre un po' uno snodo cruciale dell'anno, dal 26 al 30 agosto 2026. Insomma, siamo nell'ultima vera parentesi di agosto. Niente giri di parole, andiamo subito a vedere cosa bolle in pentola nell'atmosfera sopra le nostre teste. Guardando il quadro generale, la situazione è davvero affascinante. Immaginate una sorta di braccio di ferro proprio sopra il Veneto. Da una parte abbiamo un robusto anticiclone, un promontorio che pompa aria calda da sud e cerca in tutti i modi di mantenere una granitica stabilità estiva. Dall'altra però cominciano a farsi strada delle correnti decisamente più fresche in arrivo dal nord Atlantico e il Veneto si trova esattamente nel mezzo di questo scontro. Ecco come si svilupperà questa dinamica atmosferica. Fino a venerdì mattina comanda l'alta pressione, quindi avremo ancora aria calda. Da venerdì pomeriggio l'ingresso delle correnti atlantiche inizierà a farsi sentire, portando poi a un fine settimana all'insegna della variabilità. La parola chiave per i prossimi giorni è gradualità. Nessun ribaltone improvviso, ma un passaggio molto morbido verso condizioni più instabili. Partiamo dalla valle, ovvero tra mercoledì sera e giovedì. La situazione di partenza è tranquillissima. Cieli in gran parte sereni o al massimo velati da qualche nuvola innocua. Magari guardando verso le montagne si noterà qualche addensamento in più, ma è la normalità per quelle zone. Precipitazioni praticamente assenti, giusto la possibilità di qualche goccia del tutto isolata in alta quota. Giovedì però le cose si fanno un pochino più dinamiche, creando un netto contrasto geografico. In pianura e sulla costa domineranno ampi e godissimi spazi di sereno. Se invece guardiamo ai rilievi, l'atmosfera lavora in modo diverso. Al mattino vedremo nubi più stratificate che, scaldate dal sole pomeridiano, si trasformeranno nei classici cumuli. È il tipico respiro delle montagne nelle calde giornate estive. Ora diamo un'occhiata ai venti, che sono sempre la spia perfetta di ciò che sta per succedere. Giovedì in quota soffieranno venti tesi da ovest. Sulle Dolomiti avremo una ventilazione moderata fino al primo pomeriggio, ma attenzione alle prealpi. Lì i venti diventeranno decisamente forti già dalla tarda mattinata. Scendendo a valle o spostandoci in pianura e sulla costa, la situazione sarà invece molto più calma, con venti deboli e solo qualche rinforzo nel pomeriggio. E arriviamo al vero punto di svolta, venerdì. È la giornata di transizione per eccellenza. In quota irrompe il libeccio, questo vento da sud-ovest che può soffiare in modo molto deciso e che trasporta tantissima umidità. Ecco, quando vediamo il libeccio rinforzare in quota è il segnale inequivocabile che l'aria più fresca dal nord Atlantico sta bussando alla porta, portando con sé le inevitabili precipitazioni. E infatti bussando porta a un bel po' di instabilità. Analizzando i modelli matematici, da metà giornata di venerdì ci aspettiamo rovesci e qualche temporale isolato. Ma dove esattamente? Principalmente sul settore nord-orientale della regione. Quindi, mentre quel preciso angolo del territorio vedrà la pioggia, il resto del Veneto rimarrà ancora sotto una bolla di relativa stabilità. Per sabato il paesaggio meteorologico si divide letteralmente in due. La pianura la fa da padrona, con cieli sereni o poco nuvolosi. Insomma, un clima ideale per stare all'aperto. In montagna invece la storia è diversa. Ci saranno più addensamenti e tra i monti e la fascia pedemontana bisognerà mettere in conto qualche precipitazione. Niente di drammatico, roba per lo più modesta, anche se non si può escludere il classico acquazzone improvviso. Chiudiamo la settimana con una domenica che ricalca sostanzialmente questo schema. Pianure ampiamente serene e un cielo più capriccioso sui rilievi, dove rimane il rischio di qualche rovescio sparso. Ma la vera novità di domenica è un'altra. Aspettatevi un calo delle temperature massime. Sarà una leggera rinfrescata che si farà sentire in modo particolare nella bassa pianura. E a proposito di termometri, apriamo il capitolo delle temperature. Una normalissima fine estate. Dimenticate qualsiasi allarmismo, non c'è nessuna ondata di calore anomalo all'orizzonte. Stiamo parlando di valori estivi assolutamente fisiologici. Prendiamo i dati reali registrati mercoledì nei capoluoghi. Si va da una minima fresca e gradevolissima di 15 gradi a Belluno fino ai 21 gradi di Venezia. E le massime di metà pomeriggio, tutte ben allineate tra i 28 gradi e i 31 gradi di Rovigo e Verona. Per essere la fine di agosto, credetemi, è il manuale della perfetta estate mediterranea. Anche nei giorni successivi assisteremo a fluttuazioni termiche davvero modeste e misurate. Giovedì le temperature saliranno di un soffio. Venerdì farà un pelino più caldo, soprattutto nelle aree centro-meridionali. Poi sabato le minime inizieranno a scendere leggermente e domenica, come accennato, le massime subiranno un calo sulla bassa pianura.
Insomma, nessuna emergenza caldo, solo la natura che fa il suo corso. Per farvi capire quanto la situazione sia sotto controllo, guardate come il bollettino ufficiale dell'ARPAV sintetizza il quadro termico. Parlano di contenute variazioni di carattere locale. È una frase che coglie perfettamente nel segno. Certo, i cambiamenti ci saranno nel corso del weekend, ma stiamo parlando di sfumature, piccoli aggiustamenti che rientrano a pieno titolo in quello che è del tutto normale aspettarsi in questo periodo. E tutto questo ci porta a una domanda molto interessante. L'alta pressione che inizia a faticare, il vento in quota che rinforza, l'instabilità a nord-est e la leggera rinfrescata di domenica, non è che per caso queste correnti nord-atlantiche ci stiano dando il primissimo, impercettibile segnale che l'apice dell'estate stia per cedere il passo all'autunno? È un'evoluzione affascinante e delicatissima, una transizione che continueremo a monitorare con molta attenzione. Per ora l'estate regge, ma i primi scricchioli si sentono. Grazie per aver seguito questo approfondimento.